Sindacali, grazie di vero cuore per essere qui oggi in questa città martire, capitale del terremoto, ma capitale anche della ricostruzione. Grazie soprattutto e grazie anche a Dottor Burgi per essere qui oggi in questo luogo simbolo, dove persero la vita una decina di lavoratori. Il modello Friuli fu uno sforzo corale, partì da una legge che non è più stata replicata, una legge che non parlava solo di ricostruzione e di riparazione delle nostre case e degli nostri immobili, ma oggi davanti a questa lapide dobbiamo anche fare memoria di quello che è stato, perché oggi davanti a questi morti dobbiamo anche dire che abbiamo una sola certezza, che prima o dopo il terremoto ritornerà. E davanti al terremoto che ritornerà, chiudere l'ospedale della città è una cosa non di buon senso e di cui tutti dobbiamo farci carico fino in fondo. Ma non solo, la stagione della ricostruzione fu una stagione di diritti, il diritto dei friulani ad avere le proprie case, il diritto degli imprenditori a ricostruire le proprie fabbriche, il diritto dei lavoratori ad avere il proprio posto di lavoro. Ma fu anche una stagione di doveri, il dovere di ogni singolo friulano a spendere il denaro che è arrivato dalle istituzioni e dalla tanta solidarietà nazionale e internazionale con parsimonia fino in fondo, il dovere degli imprenditori a dare velocemente un posto di lavoro e il dovere dei lavoratori soprattutto a rimboccarsi le maniche. Fu uno sforzo corale senza precedenti. Ricordiamoci, e lo ricordo soprattutto a voi, che i diritti non accompagnati dai doveri diventano privilegi. E prima di guardare in questa regione a chi già ha il privilegio di un posto di lavoro, guardiamo per rivendicare giusti diritti di aumento di stipendi, guardiamo soprattutto a chi il lavoro non ce l'ha. Guardiamo a queste persone che oggi hanno bisogno e diciamo con chiarezza alla Regione che prima devono avere precedenza a queste persone e dopo i diritti di chi ha già dei diritti acquisiti. Ricordiamocelo per favore, soprattutto con questo, con l'onestà, con il lavoro di squadra il Friuli è risorto. Con l'onestà, con il lavoro e con il lavoro di squadra possiamo uscire da questa crisi e con l'onestà, con il lavoro e con il lavoro di squadra onoreremo fino in fondo questi morti. Grazie e buona giornata a tutti.